Buonasera ragazzi, sono Jack dei Gira del Jack, ma questa sera non sono da solo. Ebbene sì, c'è Lorenzo del Fantrappista, dei nostri cari amici del Fantrappista. Lascio l'Instagram di entrambi in descrizione, che ci aiuterà nella bevitura, nel bevaggio, nell'abbeveramento delle nostre birre che ci hanno gentilmente offerto gli amici del birrificio del Ducato. Vero che mi aiuterai? Certo, siamo qui per questo. Quindi, prima birra che si beve sarà una birra blanche. Molto figa. Se posso dire la mia, almeno a me piace, la blanche. La stappiamo subito. Siamo pronti. Il bello della diretta, non riesco a stappare le birre. Adesso ce la faccio, lo giuro. Odore da birra, strano, non l'avresti mai È detto. una birra. La versiamo bella dritta questa. Così schiuma. Perché dà schiuma importante. E poi la lasciamo decantare. Esatto, intanto ci guardiamo la bottiglia. Che è una bottiglia molto classica, questa qua è una di quelle che trovi anche al supermercato. Esatto, infatti questa è proprio quella da grande distribuzione e la troverete su tutti i supermercati, soprattutto a Parma. Sì, e infatti ne ho presa una in questi giorni, ho provato a cucinarci, molto buona, ma servirebbe una birra più forte, perché essendo una blanche dà meno sapore. Anche se, questa qua non è proprio una blanche normale, o sbaglio? Ma è una blanche da grande distribuzione, quindi magari non punterà su tanti profumi perché quelle da più artigianali sono più profumate magari, ma aspettiamo a dirlo. Bene, e quindi aspettiamo, continuiamo a versare, visto che la birra... Così, tu cosa ti aspetti adesso? Una birra buona. Io mi aspetto una birra buona. Come Cosa mi profumi aspetto? cosa ti aspetti? Allora, non saprei descrivere. Cioè, Il profumo sembra più un profumo proprio tradizionale, da birra tradizionale. Sì, ma Però ha un qualcos'altro in mezzo che non so che dirti. punta Punta a qualcosa, infatti andrebbe... quasi un filo di spezia, forse Sì. appena, non troppo, ma da blanche. È da assaggiare adesso. E quindi il colore? È più scura. Solitamente le blanche sono... Più biancastra. Esatto, questa qua sembra quasi una È bionda. leggermente torbida e molto giallo paglierino, però è una blanche, si vede che è una blanche. La ringrazio professore della sua saccenza, Grazie a te. in quanto questo canale è fatto principalmente, rimane su grazie all'ignoranza, la mia ovviamente, Di tutti e due in realtà. principalmente la mia. E... Non ci resta che assaggiarla. esatto, la parte che preferisco. Birra assaggiata. Allora, commento. Primo così a caldo. A caldissimo. Ok, allora è una birra sicuramente molto beverina, Molto classica. molto classica. Esatto, cioè di quelle che te la bevi con calma, con gli amici, con... Soprattutto quando c'è caldo. Caldo, Esatto. bella birra fresca. a inizio serata, giusto per iniziare, magari sei con gli amici, ti fai Sì. due chiacchiere, una birretta, due tarallucci e vino no, tarallucci e Magari vino. anche d'estate un pomeriggio, col caldo, Sì. tranquilli. Occhiali del sole, una bella E macchina. in piscina. Madonna, troppo. una bella birra in piscina, ne parliamo che ormai è novembre. Va bene, dai, non ti preoccupare. Comunque, tornando alla birra, cosa hai sentito? Ho sentito che, allora, non è una blanche normale, diciamocelo, non è una blanche normale, c'ha qualche spezia dietro. Qualche spezia, io ho sentito l'arancia amara, che tra l'altro c'è tra gli ingredienti. E tutti, da quanto so io, gli ingredienti sono italiani. Sì, sì, sì. Quindi questa è una Italianissimi. cosa molto interessante. Da partire dal lievito, andando verso il luppolo. Quindi, secondo me, da grande distribuzione è un'ottima birra. La Un'ottima ringrazio blanche. professore per la sua enorme saccenza. Sono sempre più soddisfatto di averla invitata nel mio modesto canale. Grazie per aver portato un po' di saccenza nella nostra enorme ignoranza. Chiaramente io ringrazio perché ha pittato anche tutti i muri di giallo come il mio canale.
Ah, mi hai beccato, Appo Farbacco. Mi hai beccato. Hai anche la felpa brandizzata, che figata. Hai visto? Quando inizierai a vendere le felpe brandizzate? Con calma, con calma. Prima però, Prima? prossima birra? Andiamo con la prossima. La prossima birra la lascerò stappare al mio ospite, anche perché non sarei un buon padrone di casa se non lo facessi. Se devo essere onesto, questa birra qua, visivamente parlando, è letteralmente la mia preferita. È bellissima sta birra qua. Assolutamente, già a partire dall'etichetta. È una figata, è una figata. La prima luna. È bellissima. Stai già sognando. Madò, non puoi capire. Stappiamo. Vada professore, le lascio l'onore. Già pare da schiumare? Questa qua fa molta schiuma. Molta schiuma che non mi aspettavo in realtà. Perché cosa ti aspettavi? Mi aspettavo una birra molto meno frizzantina. Il profumo però lo senti già adesso. No, io non lo sento. Io sì, molto anche. Ed è molto Ma è tendente al vino. buonissimo. Molto aromatico. Ha un buonissimo profumo. Aspetta, fammi sentire. Prego. A Ma me proprio ricorda, quando la versi viene su tutto il profumo. mi ricorda vagamente la farina di castagne. Sarò io che magari mi sono fumato qualcosa prima di fare il video. Mi ricorda la farina di castagne. Poi vabbè, anche il colore che sembra una castagna. Il colore è molto molto bello, ma soprattutto Sì. anche il colore della schiuma che non è bianchissimo, No, ma infatti. è tendente al È marroncino, una figata. al cappuccino. Poi vabbè, l'etichetta è letteralmente tutto un... Maestro. Che fungo. Maestro. Continuiamo, guarda che bella. È Lasciamo un attimo. bellissimo. Intanto che si abbassa magari possiamo analizzare un minimo la bottiglia. Anche perché ha il logo, Bottiglia? Dimmi. ha il logo vecchio. Ah, il logo vecchio, è vero. Il logo vecchio perché si vede che è stata prodotta e pensata soprattutto prima. Sì. E mi piace un sacco anche perché letteralmente la prima luna, si chiama la prima luna la birra. Non è una birra tanto da supermercato. Assolutamente no, infatti questa non la si trova nella grande distribuzione, ma la si trova dentro allo store ufficiale del birrificio del Ducato. E infatti, oppure, meglio se ne avete la possibilità, andate a trovarli. E se avete possibilità, come abbiamo fatto noi, fate la visita. Una bella degustazione alla fine. Madonna, è stata una figata. Ce la ricordiamo ancora. Madonna, come dimenticare. Effettivamente era solo settimana scorsa, però Sì, ma sono piccoli dettagli che non diremo. Abbiamo appena detto. Quindi... cosa facciamo? Ah, Assaggiamo? no, restiamo ancora qua a osservare la magnificenza di questa bellissima... Io ho sete. Beviamo. Beviamo. Ok. Cosa dire? Letteralmente sono abbastanza senza parole perché devo dire la verità, io ho un debole per la liquirizia. E questa birra qua me lo ricorda un sacco. Mi ricorda molto la mia infanzia, mi ricorda mio nonno. Questa birra qua mi piace veramente un sacco. Io ricordo molto anche il sapore di ciliegie o perlomeno di amarene un po' sottospirito, bello corposo, che lo senti in bocca. Sì, ma a me sta birra letteralmente, cioè se solo guardandola era molto alta nella mia top, si gioca una prima posizione tra le mie birre preferite. Letteralmente, Però questa quando la andresti a bere? di sicuro non è una di quelle birre che ti bevi a inizio serata, anche perché è molto alcolica, sono 12 gradi, Sì. è tanta roba. E non è una di quelle birre che ti berresti con la pizza, perché andrebbe a coprire completamente la pizza, a meno che tu non ti prenda una di quelle con la cipolla, il tonno. Sì, e praticamente stendi una qualsiasi persona solamente dicendo ciao. Sì. Questa qua è una di quelle birre che magari te la prendi quando sei lì, tranquillo, non da amici, perché
può essere molto alcolica, ma è più da una birra tranquilla. Ma dipende dagli amici, magari un'amicizia da riflessione, Esatto, è magari un momento un po' platonico, un po'... davanti al Sì. mare quando parlate della vita, del Esatto. più o meno. Di cosa vorresti fare da grande, anche se ormai siamo già grandi e siamo qua a parlare di birre su YouTube, quindi abbiamo già deciso il nostro futuro. Però comunque una birra da meditazione, direi. Sì, molto buona. Da relax, fine serata soprattutto. Sì, anche perché se parti con una birra del genere e vai scendendo, potrebbe diventare un po' complicato. Però sì, se me la sento di dirlo, questa birra qua, se avete la possibilità, prendetela. Assolutamente sì, al Cioè, birrificio del Ducato. Esatto, lascio il link dello store in descrizione e tanta roba. No, io veramente, cioè anche l'impatto a vederla, bellissima, assaggiandola. Quindi tu te l'aspettavi così? No, molto meno. No, cioè, ho detto- Diversa? Sì, cioè, in realtà non avevo un'aspettativa vera verso questa birra. Adesso poveretta, c'è la Blanche che la stiamo un po' denigrando perché Io però sulla Blanche vorrei assaggiare quella non della grande distribuzione, ovvero? che loro producono. Ah, Quindi potrebbe essere anche un'idea su un confronto prossimo. ci starebbe starebbe. fare un confronto sulle due Blanche. Stesso birrificio, due Bla- produzioni diverse. Blanche diverse. Questa mi piacerebbe. Questa c'è da fare. Assolutamente. Quindi, commento sulle prime due birre, perché sì, sono le prime due. Assolutamente sì. Io direi che approvate entrambe, assolutamente. Con una nota di merito. Con una nota assolutamente di merito sulla prima luna perché... Wow, buona, complimenti. E... Io letteralmente sono senza parole, non me l'aspettavo minimamente così. Quindi, ripeto, e sottolineo, e sottolineo, se ne avete possibilità, prendetela. È buonissima, è buonissima, è buonissima. Lo store online è sempre disponibile, quindi Esatto. da tutta Italia potete acquistare questa birra. E io ripeto, se ne avete possibilità, E andate merita. a conoscerli, perché sono persone un sacco simpatiche e un sacco carine. Quindi, alle prossime due birre. Alle prossime due birre.